Viniteri 2010. Ad aprire ufficialmente la 44esima edizione del Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, il ministro delle Politiche Agricole e governatore del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Verona, Flavio Tosi, e i nuovi consiglieri della Regione Veneto. Siamo dal punto di vista enologico, dicevamo prima, la prima regione d'Italia con 8 milioni di ettolitri. Siamo una comunità che è la prima regione d'Italia per turismo con 62 milioni di presenze turistiche. Abbiamo ancora voglia di fare e di crescere. Guardiamo con molta attenzione e con molto piacere la visita del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, che incontrerò questa sera e domani. Con lui vorremmo parlare di tutto quello che saranno le nostre aspettative per il futuro. Ecco ancora consigli regionali, e che sono aspettative per le riforme, grandi riforme, federalismo fiscale, ovvero la via di uscita e di rinascita di questo Veneto. Questa è la squadra, non guardate me. Dovremmo ringraziare loro se il Veneto si doterà di una nuova sua carta costituzionale, che noi chiamiamo ancora statuto, del federalismo fiscale, di dare risposte alle famiglie, a tutti quelli insomma che si aspettano giustamente risposte da una coalizione che ha battuto tutti i record della storia, perché 1,5 milioni di veneti ci hanno votato. Una cosa unica, mai accaduta. So che molti di voi che sono qui oggi fanno parte di questa squadra. Sosteneteci e anche quando servirà pungolateci, cioè nel senso piantateci in punta e ruolo e fateci andare avanti se ci sarà qualche esitazione. Grazie e buongiorno a tutti. I'm a fire, fever, yeah, I burn forsooth. 4.200 espositori su una superficie netta di oltre 92.000 metri quadrati e un'attesa di 150.000 visitatori provenienti da oltre 100 paesi. Con questi numeri, la 5 giorni del vino si affaccia al mercato internazionale all'insegna della fiducia. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus.